Molto bene, contento, felice, testa buona per fare bene anche dentro il campo. Dentro il campo, anche perché poi insomma la vittoria col Cittadella gli ha dato... Abbiamo vinto tutti i derby, sappiamo che ogni partito sono importanti, né? Però quello che danno molta soddisfazione anche ai tifosi, migliora il clima, l'atmosfera dentro la squadra. Questo tre derby abbiamo vinto importanti, così dà un po' migliore atmosfera e aiuta la prossima partita. Poi sulla prossima partita avete visto il video su Crotone? Sì, già dall'inizio della settimana, già quando fine il partito con Cittadella, già iniziamo a pensare al prossimo avversario, né? Già all'inizio abbiamo visto che loro hanno buono, quali sono i difetti per approfittare, né? Sappiamo che è una squadra che specialmente su campo e società è troppo forte, né? Così sappiamo che sarà difficile, però siamo già preparati per fare bene. Anche perché il Padova quando è andato lì, almeno negli ultimi 2 anni, ha sempre perso. Non sapeva ha sempre cosa. fatto male, ha perso sempre, quindi speriamo di invertire la tendenza. Così è un'opportunità per No, appunto, per fare la bene. tendenza perché Sì. insomma... Sì, non sono molto appegato a statistica così, però è una nuova squadra, è un nuovo anno e è importante anche questo partito fuori casa fare bene, già che abbiamo pareggiato qualche partita in casa, dobbiamo fare il possibile per recuperare questo ponte fuori adesso. Senti, tra l'altro nel Crotone giocano 2 brasiliani in attacco. Sì. Tu li conosci, che è il... Ho sentito solo, non ho giocato contro, sarà la prima volta. Sì, aspettiamo fare bene come tutte le altre partite, analizziamo, sempre vediamo chi è io in difesa, né? Vedo che è attaccante che sono su caratteristica per annullare, né? Per quello confronto diretto vincere. Così vince tutta la squadra. Hai visto anche qualche gol insomma, che hanno fatto quest'anno? No, abbiamo come tutto analizzato qualche cosa appunto sulle loro caratteristiche? Perché sì, abbiamo analizzato come tutte le altre partite, né? Su video, su gol, su punti forti, su difetti, non solo loro, l'attaccante, però tutta la squadra in generale. Tra l'altro tu insomma, sei comunque brasiliano, anche se hai il passaporto polacco, quindi insomma, fare un po' una sfida. Loro sicuramente giocheranno, salvo insomma, sorprese. Sono i punti di forza insomma, di questo Crotone lì davanti, quindi no, un bel duello. Oppure... aspetto fare come ogni partito, né? Indipendente dalla nazionalità, aspetto fare bene, né? Sì, se brasiliano o polacco o italiano, né? Aspetto sempre dare il mio massimo e quello duello particolare è vincere, né? Così tutta la squadra vince anche. Senti, a proposito sempre di brasiliani, qui in squadra siete tu, c'è Eduardo, Arias... È una piccola colonia lì. È una piccola colonia. Qualche volta scherziamo, loro sono brasiliani, sono polacco, non sono brasiliano, però è scarso, ne siamo sempre insieme lì, è una bella... È buono questo quando arriva un giocatore di fuori, se c'è qualche del suo paese, all'adattazione è importante, hanno mi aiutato tanto e sono contento che loro sono qua e niente. Giudicando invece appunto il loro campionato, come lo vedi?
Cioè, come sono Eduardo, Farias? Faria, Zé sta giocando quasi sempre, né? Sono giocatori importanti. Faria ha segnato, ha aiutato, ha dato assistenza. Sono, stanno facendo bene, sempre in campo, allenamento, in gioco, sempre dando il suo massimo e sicuramente stanno aiutando tantissimo il Padova. Bea, in vista di questa partita, vi ha detto qualcosa di particolare? No, in generale abbiamo come ogni partito, sì, analizziamo sempre l'avversario. Sì, in generale stiamo preparando, né? Ancora c'è oggi allenamento, c'è domani, sicuro c'è qualcosa in più per aggiungere e stare attento, né? Dopo Varese, quando c'è stata forse la partita più brutta del Padova quest'anno, avete avuto paura che questa sconfitta potesse farsi sentire anche magari nella settimana di preparazione di Cittadella, oppure siete mentalmente andati subito a pensare al Cittadella, avete cercato di dimenticare? No, il pensamento è questo, dimenticare il passato, però non è così semplice, né? Abbiamo perso 3-0, tutti già sappiamo tutto, né? Abbiamo giocato male, tutto brutto, tutto, né? Però proviamo a dimenticare, però sapevamo che c'era Cittadella, una squadra forte, giocavamo in casa, c'è la responsabilità anche di vincere, così non era facile, né? Però alla fine, l'altra volta Raimondi ha aiutato e abbiamo vinto, ne abbiamo giocato una partita primo tempo molto bene, dopo il secondo tempo abbiamo sofferto il gol è diventato difficile la partita e a fine l'altra volta Raimondi ha sorpreso, né? e ha aiutato, né? Però l'equipe al mio pensamento si è comportato bene e ha meritato questa vittoria, né? Da recuperare in queste partite è la solidità che avevate prima di Varese, o no? Questo ultimo partito, sempre ogni partita sono qualche errore dopo allenamento a correggere questo errore, però sono cose normali nel calcio e abbiamo giocato già tanti partiti insieme, c'è tanta fiducia, anche quello che sono fuori, che hanno entrato bene, così a parte lì difensiva Padova sta bene, sta con i suoi giocatori che c'è, è sicuro che gioca farà bene, né? Sono sempre errori a correggere e niente, andiamo avanti, andiamo provare a fare bene il prossimo partito, né? Sempre dopo allenamento il mister prende uno o l'altro per fare un'istruzione individuale, questo è normale, non di niente questo. Hai detto che chi è entrato ha fatto bene, comunque i dati dicono che se non ci sono Cionek, Piccioni, Trevisan in campo, almeno un gol lo si prende sempre. Questo vuol dire che voi tre non garantite che non si subisca il gol, però è più probabile, insomma. Non garantisce anche quando noi giochiamo il supremo gol, così è una cosa difficile. Sono contento che ho giocato tanti partiti già, che c'è la fiducia dell'allenatore, però abbiamo 25 giocatori che sono sempre pronti a giocare, che in allenamento danno il massimo e così diventa una squadra forte. Dicevi che tornando a Crotone, che avete analizzato non solo per quanto riguarda Gabionetta e Cahill, ma di tutta la squadra quelli che sono i pregi e i difetti, ecco, quali sono magari le attenzioni maggiori, in che cosa dovete metterle? Voglio lasciare questo dentro del spogliatoio per non dire cosa andiamo a fare. No, vabbè, però dopo il partito ti dico. No, però scherzo a parte, sappiamo che è una squadra forte, veloci, giocano insieme tanto tempo, c'è attacco, specialmente c'è stare attento, né?
in generale è questo, né? Però il dettaglio lì sappiamo cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo provare e stiamo preparati, questo è importante. E poi è anche la prima volta, prima anche perché è successo 2 settimane fa a Varese, è stato un blackout, però ricordo Cittadella Luganio, derby, però si è giocato in casa, adesso invece si torna fuori ed è la prima volta dopo Varese. Non c'è il pericolo che magari psicologicamente... Come ho detto, psicologicamente questo è il più difficile, c'era recuperare a Cittadella, già che era una settimana solo. Abbiamo vinto e questo dà una fiducia più grande alla squadra e guardiamo questo episodio di Varese come un accidente, però sono errori, sono situazioni che c'è imparare con questo, così proviamo già a non mettere gli stessi errori a Varese e fare già meglio e non sentire più questa situazione, già vincere per anche più fiducia alla squadra già fuori casa. No, anche perché poi in classifica insomma le 3 davanti si stanno un po' isolando, quindi dietro un po' una bagarre e, insomma, per arrivare al 4º posto insomma, e cercare di accorciare le distanze da quelle che stanno scappando. No, è vero, è un campionato Serie B difficile e non puoi lasciare quello che sono avanti a andare via, c'è bisogno sempre fare punto, a vincere e mettersi lì vicino per alla fine stare più o meno entre lo 6, è il nostro obiettivo. Sappiamo che Serie B 22 partite, andrà sopra in tabella, si perde 2, così è molto equilibrato il campionato. Sappiamo che è difficile, però vogliamo provare a ogni partito fare bene. Posto Pollo? Sì, sì. Grazie allora. A posto. Grazie a tutti. Grazie a te.